Amici di Funner, buon pomeriggio e ben ritrovati dal Pala to Live, turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del girone A di Serie A2 nazionale. La Capitolina Marconi ospita l'Orte. I gialloneri, padroni di casa, vogliono trovare i primi 3 punti di questo campionato. Gli ospiti invece sono a caccia di punti pesanti in zona playoff. Raffaele Sanna, capitano e capocannoniere del campionato, 11 gol per lui nelle prime 5 partite, bottino preziosissimo, tanto si gira, Santos, palla che colpisce l'incrocio dei pali, poi il destro di Alves, palla sul fondo, subito primo squillo degli ospiti, rischia la Capitolina, occasionissima per l'Orte, gran numero di Rossi, sull'auto di destra non è riuscito però Santos ad agganciare in mezzo all'area, completamente solo sul secondo palo. Intanto il tentativo intercettato, c'è Varela completamente solo davanti a Valentini che si distende con un miracolo in calcio d'angolo. Partita bellissima al Pala to Live. Russo per Becchi in destro e il gol sul secondo palo. Incredibile il vantaggio di Andreucci al minuto 11. La Capitolina Marconi passa in vantaggio 1-0 al Pala to Live. Poi Sanna non ha spazio, deve ricominciare dalle parti di Alves. Ancora Sanna, fronteggiato da Ugherani, la verticale per Santos, ancora Sanna, il palo incredibile, poi il contropiede. Weber pensa al lancio lungo, poi serve corto Sanna, il tocco per Alves, Chilelli si abbassa e riceve il colpo di tacco ottimo a liberare Sanna sul secondo palo, è solissimo Rossi, prova a scartare Valentini che non si fa superare. Grande azione ancora, Tale Costi cerca il lancio lungo, trova Cerchiari che riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco e guadagna anche un ottimo fallo laterale che fa guadagnare i metri e fa anche respirare la sua squadra. Intanto il destro di Pio, dopo il fallo laterale di Ugherani, calcio d'angolo, gran parata di Weber. Può Valentini, poi Russo prova ad alleggerire la pressione, la Capitolina, possibilità per Alfonso 1 contro 1, Alfonso, Weber con le mani, ancora palla buona, Alfonso il tiro, è un gol bellissimo, incredibile di Alfonso, a 42 secondi dal termine, va ad abbracciare Beccaccioli e il 2-0 della Capitolina Marconi, secondo gol stagionale per Alfonso, incredibile al Pala to Live. Buono Cerchiari, prova a mettere in mezzo, riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco, Varela, gran numero di Varela che si presenta tutto solo dalle parti di Valentini, lo scambio con il Rossi, riapre la partita l'Orte al primo minuto di gioco nella ripresa, 2-1. Però la Capitolina che deve svegliarsi dopo un inizio di secondo tempo, come detto, non favorevole. Intanto Weber direttamente dalla distanza va a trovare il pareggio. Lo stavamo dicendo prima, la Capitolina Marconi non è entrata in campo come nel primo tempo, 2-2. Un po' di spazio, poi copertura risolutiva, attenzione a Varela, la possibilità per l'1 contro 1 in area di rigore, mette a sedere un avversario, poi il destro da parte di Alves, la ribalta l'Orte, 3-2 per la squadra in maglia bianca al quinto minuto della ripresa. Salire il baricentro della Capitolina Marconi. Ugherani si accentra con il mancino, poi serve all'interno Cerchiari, Becchi, pallonetto ancora dall'altra parte, Cerchiari solo davanti a Weber, Cerchiari spedisce fuori, occasionissima per la Capitolina. Battuto con le mani da Becchi, intanto attenzione, sbaglia la Capitolina, ne approfitta Varela, errore clamoroso dei gialloneri. Varela ne approfitta per siglare il 4-2, nonché il suo nono gol stagionale. Sulla pressione di Chilelli, deve muovere bene la sfera, si complica un po' la vita Costi in area di rigore, poi la risolve bene, trova Ugherani solo dall'altra parte, Ugherani ha un po' di spazio, prova il sinistro, miracolo di Weber, poi Becchi, palo. Capitolina, 4:20 al termine, sempre 4-2 per gli ospiti. Becchi trova Cerchiari, ancora in mezzo Becchi, la riapre la Capitolina Marconi a 4 minuti dal termine, il gol di Becchi è 4-3 al Pala to Live. Costi, c'è il fallo
e allora sarà tiro libero per la Capitolina. Proteste del pubblico di fede ovviamente ortana. Fatto sta che Becchi ha la possibilità di pareggiare. Rincorsa lunghissima del numero 23 contro Weber, parte Becchi, la parata di Weber, incredibile, si rimane sul 4-3, rimessa Capitolina, non è Ugherani riesce a servire Costi, deve affrettarsi la Capitolina, sotto pressione, Becchi dall'altra parte in mezzo, Alfonso, il tiro e il gol, il pareggio e la Capitolina Marconi a 30 secondi dal termine, Alfonso trova la doppietta, il suo terzo gol stagionale, finale, tutto da vivere al Palatulib. Arriva la sirena al Palatulib, finisce 4-4 al termine di una gara spettacolare. Dopo il 2-0 nel primo tempo per i padroni di casa, nella ripresa gli ospiti riescono addirittura a ribaltare la situazione portandosi sul 4-2. Nel finale nervosissimo e tesissimo, ancora tensione tra i giocatori, finisce 4-4 con i gol di Becchi e Alfonso, espulso Chilelli per doppia munizione, serie di gialli. Finisce comunque 4-4.